Guardate la particolarità, per raggiungere il primo piano, come hanno disegnato, se qualcuno si intende di architettura sicuramente potrà dire più di me, che io sono un infatti non camminavo, giravo semplicemente con la forza delle braccia di questi loro gondolieri. La servitù entrava dalla strada. Quindi i gondolieri erano molto atletici. I gondolieri non necessariamente atletici, i gondolieri erano considerati quasi come parte della famiglia, non erano magari una bella villa in terraferma, tanti sono decaduti. Io ho conosciuto un ragazzo, tra l'altro, in chat. Venezia era una oligarchia, il potere politico era solamente nelle mani della nobiltà, la nobiltà era tutta veneziana. Facciamo il lato di là, no? Più basso era, peggio era. La seconda, questo è stato costruito nel 1675 nel palazzo dei Lavio. Tutta la parte della portineria dell'hotel fino al... Questa è la punta della dogana. Le barche, i bastimenti arrivano dall'altra parte e ormeggiavano. Questo è il palazzo manichiero alla nostra destra. Frequentato anche da una famiglia della parte di Napoli. Poi il palazzo dei Camerlenghi viene già parlato, del comune, i finanziari. Questo è Palazzo Grimani, lo deduco dallo stemma che ha la piccola croce. I Grimani erano i protettori di Giacomo Casanova, famiglia ricchissima, una famiglia nobile di nome Calergi, che si sente sposa con i Vendramin, è una cultura molto esposta.